Aspetti. Perché ridi? Va bene. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Tu? Tu tutto bene? Ma in quanti siete? Dammi un numero. Sì, il numero di quanti siete? 5, ho capito bene? Senti, ma adesso noi possiamo fare la prova con l'EcoBox? No? Ma ascolta, fammi capire una cosa. Tu preferisci l'EcoBox o la Spirit Box? La Spirit Box? Ok, grazie. Ma possiamo farla una prova con l'EcoBox per avere una conferma? Ce la fate fare un'altra prova con l'EcoBox? Sì, va, mi basta un sì o un no? Sì, col computer, sì. Sì, computer. Quella che è dentro il computer. Sono tutte e tre nel computer. Cosa dici? Questa qui la possiamo riascoltare e poi sentire cosa dite nell'EcoBox? Faccio vedere che in questo momento si sta accendendo, lo metto qua così, vediamo se si vede, no. Però non so se è, ripeto, non sappiamo se tutta questa elettricità che stiamo usando è del cellulare. Mi fai accendere di nuovo il rivelatore di campo magnetico per piacere? L'hai acceso prima. O se no accendi quello che è sulla libreria che sta guardando l'altra telecamera. Sì, guarda, quello lì. O questo o quello. Facciamo la prova con l'EcoBox, cosa dite? Accendo un altro po' di incenso, vi piace? L'accendo?
accendo di nuovo l'incenso che si è spento. Dai, adesso facciamo un po' di ecovox, vi va? Sì, ok, grazie. Allora chiudiamo qua, Ok, sembra che abbiano detto di sì, sembra, poi quando sapremo sicuro quando faremo l'analisi. Aspetta un attimo, perché tante volte io capisco una cosa e poi capisco che avevo capito una roba sbagliata. Certo. Quando vado in analisi, ok, ho messo un altro po' di incenso che sembra che gli piaccia. E questa cosa qua è positiva perché vuol dire che sono bravi ragazzi, perché di solito l'incenso non piace ad alcune entità. Ecco. Ok, torniamo su. Allora aspetta, accendiamo. Facciamo come prima che abbiamo abbassato te. Ecco qua e abbiamo acceso l'ecovox. Prima di. Lo facciamo andare insieme come abbiamo fatto prima? Ecovox e canzone. Ok. Ok. Sì, parte, sì, sto partendo. Vedi, mi hanno già detto parti, pensa tu. Adesso faccio sentire la canzone, la musica, Un attimo che l'avvio.
Io sta cosa non la capisco. Ok, abbiamo finito la seconda parte. Mi dite per favore cosa ne pensate di questa usando la Echo Box. Mi dite chi è che fa questi versi strani? Ma siete napoletani? Avete detto prima Sorda, io ti ho sentito, Chi è sparito? Il Piemonte? Chi è del Piemonte? Mi ripetete se vi è piaciuta più questa o Ecate? È meglio questa o Ecate? Ecate? Ok. Niente, è sempre confermata Ecate, mi piace Ecate.
Sì. Hai sentito? Ho detto sì. Ma per me è bellissima questa cosa, quindi È una conferma che volevi, insomma, dai. sì, assolutamente, insomma. Ci volete dire qualcos'altro? Prima che continuiamo con l'esperimento. Marco, sì, lui è Marco. E io come mi chiamo? Lo sapete? Come mi chiamo io? Ma chi è che fa questi versi? Mi dite, chi è che lo fa? No. Ma voi lo sapete chi è? Ma siete voi che fate tutti quei rumori che si sentono di sottofondo? Perché fate rumore? E qualche entità che si attacca a WhatsApp? Siete? Siete voi? Mi fate accendere il rivelatore di campo magnetico che ho in mano? Dovete farlo appena lo chiedo, perché altrimenti poi non sembra vera una cosa del genere. Se lo fate subito è credibile, altrimenti no. Non volete più? E vabbè. Chiudiamo Ecobox, cosa dite? Proseguiamo con l'esperimento? Vi va? Va? Ok. Perfetto, allora chiudo qui. Li accendo dopo. Facciamo così? Mi dite, qui è che fa questo rumore strano? E qualcuno che vuole comunicare? Oh mamma, mi si è spenta una telecamera. Aspettate un attimo. Aspetta, Ah, vediamo chi è che si è spento. Allora, un attimo che adesso una si è spenta completamente, la più piccola, quella che guardava verso la libreria. L'altra, la principale, sta per scaricarsi, quindi adesso chiudo un attimo la telecamera per cambiare la batteria, un attimo solo. Ok.
sono riuscita a riattivare una delle telecamere, però l'altra è a me, quello che abbiamo preso, tanto la principale è quella che va. Allora, torniamo a noi. Tu vorresti commentare un attimo il secondo brano perché non me l'hai spiegato, il secondo piano. Fondamentalmente la seconda era un insieme di polifonia di voci che si basava su voci basse, medie e alte, e in alcuni punti erano anche, diciamo, messe una quinta sotto e una terza. Era un modo per creare in effetti fondamentalmente un insieme di tonalità e di saturazione molto alta, per vedere insomma come e quale era probabilmente più percepita, o per dare eventualmente a, come si dice, all'ascoltatore la possibilità, perché suppongo che non siano percepite da tutti le stesse tipologie di vibrazioni, ma c'è chi possa come noi percepire qualcosa di più grave o di più acuto, e quindi avevo inserito questo insieme di polifonia. In questa successiva in effetti mi sono basato semplicemente su due tipologie di suoni, onde cicliche e poi praticamente con i sintetizzatori, quindi ho usato una musica fondamentalmente ciclica, quindi come sempre molto ripetitiva, perché è un continuo come se fosse input. Su questo ho usato delle onde di tipo triangolare per creare una sorta di, chiamiamolo così, contrasto e dare sempre la possibilità di percepire diverse tipologie di onde da parte di chi eventualmente ascolta. Ok, adesso ci spieghi la terza così siamo a posto. O vuoi spiegarla dopo che l'abbiamo fatta, come hai fatto adesso? Vedi tu, decidi tu. No, allora la terza, appunto, come detto, praticamente si basa su una ciclicità, quindi in effetti ho inserito attraverso il synth delle onde che siano circolari, un po' come buttare la pietra nell'acqua, quindi che si espandono in maniera come se fosse tridimensionale, e come vediamo appunto le onde che si aprono, e sopra questo ho messo delle onde di tipologia triangolare proprio, quindi che hanno un picco e discendono, hanno un picco e riscendono, quindi per creare una sorta di tridimensionalità al suono e vedere appunto come, in quale maniera era percepito da chi le ascoltava. Ho cercato di usare anche, diciamo, un andamento che era prima lento per poi farlo ipotizzare, poi ritornare allo stato tranquillo. Un aspetto della seconda che mi ero dimenticato di dire è che insieme alla polifonia vocale ho inserito una piccola base ritmica sempre con la voce, e volevo tendere a ricordare un po' quello che è il battito del cuore, quel tum tum tum, era esattamente, e mi sembrava un suono, una sonorità, un qualcosa che potesse essere facilmente recepito, perché è un suono che ci portiamo dentro per alcuni aspetti. Quindi questo era il senso di quel tum tum tum. Ok. E questo insomma. Questo è. Devi dire altro o mandiamo avanti il terzo? Va bene, va bene, va bene. Sì, per quanto riguarda la terza l'ho spiegato, la ciclicità, i suoni diciamo più triangolari, prende questa sorta di castello che sonoro che si muove tra la ciclicità
e le note, diciamo, e le vibrazioni triangolari. Ma io in questo caso Proprio a livello di suono, il synth fa passare, quando dico triangolare, significa che fa passare dei suoni che vanno da un punto A un punto B e riscendono subito al punto C a terra. Ecco che cosa si intende per triangolare. Sì. Ok. Quindi ha questa tipologia di suoni a scaletta che si sovrappongono su questi circolari invece che si aprono tridimensionalmente. Ok, ascolta, allora io qui volevo un po' variare la cosa. Fin qui abbiamo fatto sentire due volte la stessa musica e abbiamo usato due strumenti diversi in entrambe le volte. Questa volta volevo un po' cambiare e volevo far sentire un tipo di... l'avevo un po' dimenticato come la volevo impostare prima perché volevo fare in un altro modo. Ma visto che mi sono ricordato adesso che volevo un po' variare le cose, farò ascoltare quest'ultimo pezzo usando la Spirit Box e poi in caso riascoltare Ecate, visto che è piaciuta tanto, e vedere se abbiamo più riscontri sull'Ecovox, perché io così a orecchio, non so se tu da lì hai percepito la stessa cosa che ho recepito io. Purtroppo i suoni che arrivano qua sono disturbatissimi, ma proprio per la questione del tipo di connessione. Quindi sento bene te quando parli, ma il resto lo sento molto, molto sgranato. Ah, ok, no, perché almeno io qui sento quando c'è la Spirit Box sento molto meglio. Quando invece uso l'Ecovox faccio molta fatica a capire quello che dicono, cioè mi arrivano voci più rarefatte, sì, non sempre in italiano, cioè finché sono in inglese io non le prendo in considerazione, io prendo in considerazione se sento l'italiano, giustamente. Certo. Questo non significa che poi l'inglese o il tedesco tante volte ti rispondono anche ya o yes nella Spirit Box, però qui è praticamente comunque un'app che è tipicamente inglese, quindi le parole sono tutte in inglese. Quindi io prendo per buone solo quelle che a me sembrano italiane, addirittura prima ho sentito anche una parola in napoletano. Una frase anzi in napoletano, mi sembrava, insomma, di giù comunque. Sì. Ecco, per cui non lo so. Io adesso proverò a fare questa prova qua e vediamo se magari sentendo Ecate che mi sembra che sia piaciuta di più rispetto a almeno quella di prima, vediamo un attimino cosa... Noi adesso andiamo a sentire... No, qua abbiamo già sentito, o no? No, dobbiamo ancora cominciare. Adesso sentiamo la terza parte. Questo è tutto a base di synth, quindi non ci sono voci, ok. Sono tutte synth. Parto? Vai. Vado, ok. Sono queste onde che... Sì, sento, bello.
ripartita. Adesso prima di fare questa sessione con la Spirit Box e andiamo. Io continuo a sentire rumori strani, te lo dico. Io non sento, qua non c'è nessun rumore, qua stanno dormendo tutti. No, nel senso dalla cassa continuo a sentire come dei frusci, delle voci un po' strane. Vediamo se la telecamera quando